Professor Della Puppa, allora andiamo un po' ad analizzare la situazione della crisi e come ne stiamo venendo fuori, poi l'edificato, l'edificabile, il ristrutturabile, ci sono tanti ambiti Sì. interessanti. Ma come diceva prima il Presidente Piva, io sono d'accordissimo a risottolineare una cosa importante. Questa crisi è la crisi più grave che c'è stata in questo settore dal dopoguerra ad oggi e in alcuni segmenti è stata una crisi che ha sottratto non una quota di mercato, perché le imprese sono, diciamo, tra un anno e l'altro sono anche capaci di risolvere una crisi di breve periodo, un mercato che rallenta, eccetera. Questa è una crisi lunghissima a partire dal 2008, quindi stiamo entrando nel settimo anno, no? Quindi si è rovesciata la questione, no? Cioè, di solito si dice dopo 7 anni c'è la crisi, poi invece sono 7 anni di crisi. Ecco, sembra che i segnali in questo momento siano di un rallentamento definitivo, cioè non c'è più il segno meno X, siamo intorno allo 0, meno 0%, eccetera. Vuol dire che c'è una stagnazione del mercato, vuol dire che ciò che si investiva l'anno scorso si investirà anche quest'anno, non c'è una crescita in questo senso. Il problema è che in questi 7 anni il settore ha perso circa un quarto complessivamente degli investimenti. Se ci mettiamo in mezzo anche la dinamica delle rinnovabili negli ultimi anni, arriviamo circa a un terzo, perché negli ultimi anni, per esempio lo scorso anno, il fotovoltaico si è completamente fermato. Infatti, cioè, le rinnovabili, attenzione, sono un po' Sì. in E stallo. invece in alcuni settori questi cali sono stati molto più drastici, cioè se guardiamo solo la nuova costruzione abbiamo perso più del 50% del giro d'affari. Significa che se un'impresa l'anno scorso lavorava solamente, 2 anni fa lavorava solamente sulla nuova costruzione, l'anno dopo si è trovata, per colpa del mercato in generale, a ridurre di metà il suo fatturato. E in alcuni settori questa cosa è l'esito del fatto che negli ultimi 10 anni la riduzione del numero dei permessi di costruire la nuova costruzione è stata di più dell'80%, cioè nel 2004, nel 2005 venivano richiesti 100 permessi, oggi se ne chiedono 10, 15, forse 20. È chiaro che dove prima c'erano 100 progetti, lavoravano Sì. 100 architetti, 100 geometri, poi lavoravano 100 imprese e poi lavoravano 100 installatori, eccetera. Oggi lavorano 10 architetti, 10 Qui imprese, una 10 drastica. installatori e gli Ma altri? Ecco. esatto, e gli altri? Per fortuna, in questo senso, c'è il mercato della ristrutturazione e recupero, che ogni anno, piano piano, ma cresce poco. Però poco, perché noi abbiamo casa ormai di un Qual è il parco punto case chiave? Sì, vecchissimo. noi abbiamo il 57% delle nostre abitazioni oggi sono state costruite prima, cioè hanno più di 40 anni d'età, che è la soglia, diciamo, tecnica per dire una casa, bisogna metterci mano per forza, sennò poi diventa qualcosa sulla quale diventa antieconomico investire. Ecco, oggi siamo al 57%, che è una cifra abbastanza elevata, ma noi fra 12 anni, e 12 anni per i tempi dell'edilizia sono 4-5 cicli, ok? Ormai, perché i cicli vanno velocissimi, Sì. allora 12 anni avremo il 70% di abitazioni, cioè 7 Sì. case su 10, fra neanche 10 anni, cioè poco più di 10 anni, 7 abitazioni su 10 nel Veneto avranno più di 40 anni di età. Ora, è evidente che dobbiamo intervenire su questo settore ed è evidente spiegare bene a chi può e deve intervenire, cioè le famiglie, ma anche gli imprenditori, eccetera, gli strumenti che si hanno a disposizione. E in questo momento, ed è curioso, mai come in questo momento abbiamo avuto così tanti strumenti a disposizione, perché in Veneto c'è il piano casa, che garantisce ristrutturazioni con ampliamenti di cubatura, ma abbiamo anche gli incentivi fiscali, sia sulla ristrutturazione che poi sul risparmio energetico, per cui adesso sarebbe, paradossalmente, c'è la crisi, ma sarebbe il momento di investire tanti soldi che sono fermi nelle banche. Bravissimo, le banche sono un altro aspetto, credo abbastanza cruciale, per le imprese e per i privati comunque. Sono il nodo della situazione, difficilmente uno ha il soldo pronto per fare questi investimenti e difficilmente le imprese poi riescono anche ad esporsi perché hanno bisogno a loro volta di... Qual è la situazione? E voi come, quanto riuscite a... La situazione è gravissima perché
questa difficoltà che sta avendo il settore ha portato anche una drastica riduzione della liquidità del circolante. Pensate a tutti quanti gli immobili che sono fermi, finiti, invenduti, vuol dire che lì ci sono delle risorse immobilizzate. In alcuni casi c'erano anche dei finanziamenti a monte, per cui chi ha realizzato l'opera non riesce a venderla, a piazzarla, è anche in difficoltà finanziarie. Di conseguenza tutto il settore sta pagando una difficoltà e nelle banche le aziende che operano nel settore edilizio sono penalizzate perché sono quelle che creano più grattacapi alle banche stesse. Quindi c'è un meccanismo che si è inceppato e non viene affrontata con la dovuta lucidità, perché finché si continua a razionalizzare la disponibilità finanziaria anche ad aziende sane che possono continuare, si genera un circolo vizioso per cui si sta atrofizzando ogni movimento e mettendo in difficoltà anche chi potrebbe non essere in difficoltà. Ecco, è anche un meccanismo complicato da capire a chi non è dentro al sistema. Per oggi è così. Un'azienda che ha bisogno di finanziamenti non li trova perché la banca non si fida. Perché sa che magari non può rientrare. Perché sa, ma anche non fa riferimento a quel caso specifico lì, ma fa un discorso generale. Cioè il settore è un settore in difficoltà, quindi chiudo i rubinetti in modo particolare, sto attento per quel settore lì. Ecco. È un meccanismo che bisogna superare perché sennò si generano ulteriori difficoltà e come dicevo prima è un circolo perverso, vizioso. Ecco, quali sono le imprese che sono sopravvissute? Chi ce la fa, ovvero? Ce l'ha fatta e ce la fa ancora chi riesce a tenere tutto sotto controllo. Cioè, non si lascia scappare nulla. Chi ha fatto l'investimento ma l'ha fatto con cognizione di causa, aveva messo da parte anche qualcosina perché se non funzionava riusciva a reggere. Chi si è affidato totalmente all'attività finanziaria è andato, è in mano dell'attività finanziaria. Io dico questo però, noi stiamo continuando a dire sì c'è crisi, è verissimo, però noi abbiamo visto... in Italia? No, in Italia, sì, okay. Ma è il sistema che è sbagliato a mio parere, perché è sempre funzionato, per esempio, giustamente come dice il Presidente Piva, si è finanziato l'impresa perché l'impresa a sua volta costruiva e vendeva, questo è il mercato che non c'è più. Non c'è più da 8 anni, no? E ha creato questo disastro. Quindi abbiamo gli istituti finanziari e le banche che continuano a suddividere il mercato tra finanziamento all'impresa e finanziamento al privato. Cioè due finanziamenti sullo stesso mercato. Forse sarebbe arrivata l'ora di vedere il mercato nel proprio insieme. Cioè per l'impresa che ora non ha lavoro, tutto sommato, e che si è salvata, come diceva lei, che comunque ha problemi finanziari ma fino a un certo punto, e il problema è che dargli il lavoro remunerato. Cioè cosa significa? Finanziare il cliente, cioè finanziando il cliente parte il piano casa, l'impresa viene pagata ed è allora con un unico investimento è un unico sfondo, perché continuiamo a voler andare contro la crisi, cioè sembra che vogliamo combattere una guerra totalmente diversa, cioè la spada contro il nucleare. Cioè il mercato dell'edilizia si è rivoluzionato completamente, ma anche noi costruttori avevamo sempre pensato, ma lo dico anche personalmente, il costruttore arriva dopo il progettista e si ferma prima del cliente. Cioè ma ragazzi non è più così, il mercato dell'edilizia è tutto un insieme. Parlavamo un attimo fa di condomini, cioè il mercato dell'edilizia si è spostato e si sposterà 2020, capite cosa succederà nel 2020? Cioè i PAES, i patti di sindaci, cioè l'edilizia si concentrerà nella manutenzione. Abbiamo avuto l'esempio nel mercato dell'automobile. Cioè adesso è proprio l'assistenza il punto principale, non il vendere l'automobile. Se concepiamo il mercato dell'edilizia nella stessa maniera, e dovremmo farlo entro un anno, cioè sarà totalmente diverso. Quindi l'iniziativa non interesserà più, per l'amor di Dio, salvare il salvabile sicuramente, ma finanziare l'impresa no. Finanziamo il cliente, perché? Perché tramite lui finanzio la filiera, da lui sino alla progettazione. Cominciamo anche come costruttori a partecipare al riordino urbanistico,
magari con un concetto che sia anche un po' sociale, sì, perché alla fine sembrava che tutto andasse per 100 anni. Noi costruivamo edifici per quelli che li costruivano. È un'assurdità, eh? Cioè, alla fine, come ha detto lei, arrivavamo al punto che l'offerta superava la domanda, sì o no? Assolutamente. Assolutamente non si può mettere una pietra sopra su questo, bisogna trovare un sistema. Sì, ma nel sistema che si sta costituendo, perché poi lei fa un discorso giustamente molto più ampio, no? Di portata Ma più è ampia. così o non no, andiamo fuori? Corretto, qui chiedo anche il supporto poi del professore più sociologico. Quando c'è un mercato, un sistema sociale di grande instabilità, Sì. avevo ospiti poco tempo fa dei liberi professionisti che erano, diciamo così, il nodo cruciale, la classe media, ecco, diciamo così. Vivono nell'ale più totale del non Perché ricevere i pagamenti. rappresentano la prima fase. Bravissimo, E cioè non sono ricevono i ancora pagamenti, i più giovani vivono se no con netti 500 euro al mese, per cui ho la famiglia dietro, o c'è la famiglia o c'è lo stesso, altrimenti muori di fame. I lavoratori dipendenti non sanno più neanche se domani se avranno ancora il lavoro, anche se sono a tempo indeterminato. Quindi non hanno fiscalità, bravissimo, e non gli interessa la detrazione. cioè c'è tutto un sistema che non ti dà sicurezza, né viene costruito per dare sicurezza, perché poi anche adesso il Job Act con le tutele crescenti non crea neanche la mobilità tra le aziende. C'è un lavoratore che ha 45-50 anni, che so io, tecnico specializzato eccetera, non andrà mai in un'altra azienda, mentre prima poteva avvenire. Perché? Perché tutele crescenti, gli conviene star lì, quindi sedimentare lì finché non lo mandano fuori. Cioè è tutto un paradosso di insicurezza generale, con generazioni nate, non come in America che sei abituato a muoverti da una parte all'altra, con i piedi appunto sul mattone, sulla casa. Per difendere l'indifendibile si è andato a complicare ulteriormente. Esatto, e allora le banche, che invece la sicurezza la vogliono avere nell'insicurezza generale, ma il finanziamento non te lo danno, perché poi non vogliono garanzie immobiliari, perché adesso piuttosto piuttosto i formaggi grana, no, ma è vero, hai il tartufo, cioè siamo arrivati a paradossi, ma non l'immobile mattone, perché non sanno come, anche loro, come smerciarlo. E allora com'è possibile questo? Perché il paradosso è questa fatta qua, cioè in Italia rispetto alla Germania la nostra percentuale di finanziamenti privati è nettamente più bassa rispetto a quella aziendale. Certo, Perché? Perché certo. è ovvio, cioè i depositari ormai italiani, cioè hanno in banca ma no. No, ma guardi che... Dopo chiedo anche al professore conferma se questo... Per esempio, se continuiamo a ragionare, parliamo di edilizia, ma comunque può essere riferito a qualsiasi tipo di mercato. Ma è un settore importante. Cioè, ma se continuiamo a ragionare a comparti stagni, lei prima citava i professionisti rimarranno a monte e il loro problema è progettare, giustamente hanno problemi economici anche loro, la riorganizzazione urbanistica, ma non hanno mai parlato con i clienti finali, cioè stanno ragionando da soli. Bisognerebbe mettersi qua dentro con qualche altra poltrona, tutti assieme, perché finché non troviamo una cosa condivisibile, ma anche le banche ci giocheranno. Perché se andiamo, io al mattino vado a chiedere finanziamento all'impresa, lei va la sera a chiedere finanziamento al cliente, la banca non lo dà né all'impresa né al cliente. Logicamente lo Stato ci gioca, perché se non vede una certezza, una programmazione. Poco tempo fa a Roma è stato fatto un incontro col sottosegretario Del Rio, che ci dice a noi costruttori: parte della crisi è colpa vostra. Questa è grande, eh? Perché? Perché non siete capaci di fare progettazione integrata nell'insieme dell'economia. Cioè, tutto sommato... Però, sì, è durina sentirla, però tutto sommato abbiamo l'industria che chiede qualcosa, l'artigianato ne chiede un'altra, il commercio ne chiede un'altra. Forse sarebbe giunta l'ora di chiedere una cosa sola che valga per tutti. L'appalto pubblico, per esempio, tanto rivendicato anche dall'industria ma anche dalle nostre imprese. Il massimo ribasso è, per esempio, per il comune, per l'ente, è favorevolissimo, ma non sta pensando che però avrà il problema sociale che se non c'è remuneratività i dipendenti non vengono pagati, cioè praticamente ha una visione, come dicevo prima, di un piccolo comparto, la propria economia. Poi non pensa al costo sociale che avrà, no, non lo pensa, perché è abituato a pensare a pezzettini. Se noi pensiamo tutti assieme, io penso che ci arriviamo, e velocemente, anche perché qualcuno lo farà. Perché nel breve periodo, quando entreremo proprio nell'era della manutenzione del 2020, tutte le imprese dovranno adeguarsi e ci sarà qualche mastodontica impresa o iniziativa che coprirà tutti, perché questo è il futuro purtroppo. Possiamo ancora farlo, eh? Comunque oggi si salva chi si ristruttura, chi capisce che anche fare edilizia non è più come
10 anni, 20 anni fa, e quindi bisogna dare delle risposte nuove a esigenze diverse. Bravissimo, delle risposte nuove, questa è una cosa importantissima. Anche delle proposte nuove. Sì, sì, assolutamente. Prima chiedo un'osservazione relativamente a questo discorso che si era fatto in base ai dati che lei ha a disposizione. Si ritrova? Sì, beh, assolutamente. Tra l'altro, mai come in questo momento c'è così tanta liquidità nelle banche ferma. Perché in realtà c'è la crisi, ma non è che non ci siano i soldi, che i soldi non vengono messi perché non c'è fiducia. Non c'è fiducia? Non c'è fiducia, e non c'è fiducia perché non c'è una visione e una prospettiva di futuro. Stiamo in qualche modo costruendo giorno per giorno degli elementi, dei provvedimenti, piuttosto che senza avere un respiro di lungo periodo. L'edilizia è un mercato che è vero che nel momento in cui è attivata attiva tutta una serie di indotti molto interessanti, ma è un mercato che ha bisogno di tempo, ha bisogno di tanto tempo. Cioè cosa vuol dire Cioè questo? se si aspetta la fine dell'anno per dire alle imprese se il prossimo anno ci saranno gli incentivi fiscali sul 50 e del 65%, un'impresa come fa a programmarsi? E me li dai solo per un altro anno? O me li prometti ancora solo per 6 mesi, poi mi dici vabbè ti do ancora per un anno, eccetera. Allora, alcuni provvedimenti che si dimostrano particolarmente interessanti, che si dimostrano particolarmente importanti anche dal punto di vista degli impatti economici, perché oltre alle 8.000 imprese salvate, sono stati salvati 14.000 posti di lavoro. Questo è un settore che negli ultimi 6 anni ha perso 30.000 addetti, sono 30.000 famiglie che si trovano senza un reddito. Ora, averne salvati 14.000 è già qualcosa, ma questo è un provvedimento, il piano casa, che ha un respiro di lungo periodo. Poi è stato iniziato con 2 anni, poi altri 2 anni, però già alla prima azione ne parlava della riapprovazione, cioè si pensava, perché è partito come un provvedimento che doveva avere un respiro di lungo periodo. Questa terza, per esempio, azione che è stata fatta ha dato un respiro di lungo periodo, perché 2014, 15, 16 e 17 sono quasi 4 anni, alla fine tra una cosa e l'altra, no? Al di là della questione ricorsi, non ricorsi, eccetera, che poi la Regione alla fine li ha vinti, per cui in qualche modo siamo partiti da uno strumento che, come sempre, il Veneto coglie bene. Il Veneto è la regione che sta più utilizzando gli incentivi fiscali del 65% e del 50%, non in termini assoluti ovviamente, perché la Lombardia pesa di più, eccetera, ma in termini percentuali, no? Relativi, cioè valuto quante famiglie, quante abitazioni ci sono e quanti interventi si fanno. Il Veneto, assieme all'Emilia Romagna, è quella che sta usando di più. Vuol dire che questa regione, le famiglie, gli imprenditori sono ricettivi se mi dai gli strumenti. Sì, esatto. No? Allora, in questo caso è stato dato uno strumento che è stato colto dal mercato e che rendere stabile, come rendere per esempio stabili gli incentivi fiscali, sarebbe una delle leve associate al fatto che se io do degli incentivi devo anche permettere che questi incentivi vengano utilizzati. Quindi se io ti do gli incentivi ma poi non ti do effettivamente i soldi o non ti permetto di avere un accesso al credito adeguatamente semplice, sì, creo un problema molto grosso. Infatti, ma è possibile, perché si era parlato anche di questo recentemente, ci sono state in altri paesi del mondo, diciamo come gli Stati Uniti, sono stati fatti degli incentivi, tolti gli incentivi, è crollato tutto un sistema. Ci sono città che proprio sono veramente tracollate completamente perché tolto il beneficio economico non c'era più questa leva che dava via a un movimento economico di un certo tipo. Si dice, è stata criticata un po' dall'estero che l'Italia si muove troppo solo quando c'è l'incentivo. Può essere incentivo in che senso? Cioè ti do del denaro oppure ti do un beneficio economico, un beneficio fiscale, non economico? Ma qui la perché è, per non creare in generale che una volta che lo Stato non può più, tutto si staticizza là, perché... Vedi fotovoltaico. Bravo, volevo dire quello, che è stato un... Noi per muovere il mercato diamo degli incentivi ogni tanto anche eccessivi. Questo del fotovoltaico è stata una, ma è anche vero che messo in moto un meccanismo, se
se lo gioco bene riesco a garantirlo anche senza incentivi, perché poi E non è stato giocato do gli bene, incentivi allora. anche perché il fotovoltaico costava tanto, oggi il fotovoltaico costa pochissimo, senza incentivi è comunque conveniente, solo che dice no, l'incentivo non lo faccio. È questo che volevo dire. Vabbè, allora è la qui mentalità però c'è un problema del culturale. settore, del sistema, della filiera, che non spiega ai clienti, che non parla con i clienti, che non racconta, che non fa marketing. Che non fa, bravo, non fa marketing Le imprese di costruzione non fanno marketing, questo è un problema. Perché sono vissute sulle loro, su loro stesse. Fino a poco tempo fa Sì, bastava fare bastava. quello. Adesso Ora non infatti- basta. No, e poi c'è questo elemento. Allora, noi diamo degli incentivi, ma molto spesso li giochiamo in modo straordinario, anche quelli, no? Cioè, li rendiamo, hai 30 giorni di tempo per fare questa cosa, altrimenti, un po' come gli sconti del supermercato, no? E tanto poi sappiamo che se non ci sono di qua sono dall'altra parte, quelli del supermercato. Invece in questo caso no, rottamazione delle auto, rottamazione dei motorini, tutti a correre a Delle vendere le caldaie. auto, eccetera, Tanto perché dopo dura un fine. periodo. Sì. Spendiamo un sacco di soldi per far cosa? Per rinnovare il parco macchine e dare un sostegno all'industria, ok? In questo caso, questo non può essere un'azione temporanea di palliativo per le imprese, perché, come diceva prima Paolo Bassani, il problema principale è che questo è un territorio, le nostre città, eccetera, nelle quali abbiamo condomini che sono stati costruiti 30 anni fa, 20 anni fa, sui quali dobbiamo intervenire in modo pesante dal punto di vista della ristrutturazione energetica, perché il 2020, cioè gli obiettivi di Europa 2020 sono a 5 anni da noi, abbiamo 5 anni per attuarli. Sì, ma questo discorso qua, vi assicuro, è un po' un invito così ai nostri telespettatori a farvi spiegare che nessuno li sa. Cioè No, si parla allora, 2020, è una cosa che si dice, boh. Ma è un traguardo, è già Sì, deciso. sì, ma la gente non ha capito cos'è. No. Questo è il problema. Non Lo ha capirà, capito. lo capirà, Lo so, siamo- però adesso... No, ma noi abbiamo bisogno da un lato Spiegarlo. che il sistema lavori con un cosiddetto orizzonte di filiera, no? Che è un po' il termine tecnico per dire tutti i soggetti che lavorano nel settore devono parlarsi, mettere assieme e capire che fanno tutti parte della stessa squadra. Perché non è che Certo. ognuno gioca un campionato diverso, cioè uno gioca a rugby, uno gioca a calcio, no. I costruttori, gli progettisti, ma gli stessi amministratori pubblici devono giocare lo stesso campionato. E in questo senso noi abbiamo 580 comuni in Veneto con 580 regolamenti edilizi diversi. Com'è lo so. possibile pensare che le nostre imprese, i nostri progettisti possano operare anche in modo semplice? Questo non è semplificazione, è complicazione. Certo, A questo ci aggiungiamo complicazioni di carattere economico, finanziario, eccetera, e soprattutto appunto anche la rigidità del sistema finanziario e bancario. È ovvio che qui vanno sciolti dei nodi, ma un nodo principale è quello di pensare a lungo periodo. Dobbiamo guardare appunto a lungo periodo, non c'è alternativa. assolutamente, basta che non ci sia un rimpallo poi di dire ma lo dovrebbe far Tizio, Caio Sempronio, alla fine non lo fa nessuno e quindi si resta sempre fermi un po' al palo. Torniamo un po' su questi discorsi, rapidissima pubblicità, poi siamo di nuovo con voi.